ore. Verde. Verde, c'è speranza. Questo qua è. C'è speranza. Scusami se non mi cavo la barretta della testa, no, ma voi altri che siete del mestiere ne capite le conseguenze? Facciamo le nostre visite per recar sollievo ai nostri pazienti, non certo per recar loro un incomodo, signore. Vi dicevo, signore. E siamo Poi nello- finita soddisfazione. Signore. Mio figlio. L'onore che mi fai. Madre Dio. Ah, che Ma signore- mica io subito. Signore, Poi venirmi da voi altri, garantite, ma voi altri che sono un povero che altro non voi, dirvi qua e garantirmi che in ogni occasione sarò sempre al vostro servizio. Tommaso, venite avanti, fate il vostro discorso. Conviene cominciare dal padre, non è così? Certo. Signorina, né più né... Signore, io vengo a salutare, conoscere, onorare e rivedere in voi un secondo padre, ma un secondo padre al quale oso dire sono più obbligato che al primo. Il primo penso di avermi generato, ma voi siete certo di avermi scelto. Egli mi ha accolto per dovere, ma voi mi avete accettato per grazia. Quel che in me si trova di lui è forse opera del suo corpo, ma quel che in me si trova di voi è di certo opera della vostra volontà. E voi l'atto della creazione può essere non volontario, mentre l'atto dell'applicazione è volontario, tanto più grande il debito, tanta più preziosa l'estima delle sue persone, per le quali vengo oggi a rendere